Dottore, 10 giorni di indagini serrate che vi hanno permesso di sgominare questa banda che ha messo a segno 3 rapine e ne ha tentata una quarta. Sì, assolutamente sì. In particolare abbiamo visto che l'indice di pericolosità si stava sempre alzando, perché in occasione della terza rapina invece del taglierino è stata usata una pistola che noi non sapevamo naturalmente se fosse vera. Un'attività avvenuta congiuntamente all'Arma dei Carabinieri e che ci ha assolutamente impegnato. In particolare poi la distanza tra la terza rapina e poi la tentata successiva è stata di più di qualche giorno rispetto a prima, e quindi in tutto questo periodo abbiamo dovuto seguire la coppia per cercare di capire dove potevano colpire. La nostra necessità era quella di anticipare le loro mosse proprio per evitare che ci fossero situazioni più gravi in caso di entrate in supermercato, se qualche cliente magari o qualche addetto al negozio si fosse ribellato a questa attività criminosa. Capitano, come si è articolata l'indagine che vi ha permesso di arrivare ai 2 arresti? L'indagine si è articolata su 2 fasi. La prima, di identificazione dei soggetti, grazie sia alle telecamere di sorveglianza dei centri commerciali che erano stati rapinati, sia grazie all'attività classica, la definisco io, delle forze di polizia. La seconda, grazie anche alle attività tecniche, ci ha permesso di seguire i movimenti della coppia fino a quando non sono ritornati sul luogo del delitto per perpetrare una nuova rapina, ed è lì che è scattato poi l'arresto per entrambi. Che tipo di criminali sono quelli che avete arrestato e che sono entrati in azione in queste settimane? Sicuramente non sono degli avventati, perché comunque dalle indagini si è capito che erano studiate le rapine. Per esempio, a riguardo mi viene da pensare agli orari in cui queste rapine sono state perpetrate, che sono gli orari dove generalmente le casse sono sempre più piene, prima dell'orario di chiusura serale o prima dell'orario della chiusura della cassa pomeridiana, quindi non sono assolutamente delle persone avventate. Prova ne è il fatto che a differenza delle prime 2 rapine, l'indice di rischio e di pericolosità si è elevato perché l'uomo nell'ultima rapina e nella tentata, prima dell'arresto, impugnava una pistola semiautomatica che solo dopo si è rivelata essere una scacciacani. Grazie.